Mercoledì 11 dicembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno anche da Lorena Dolci. Fra poco andremo da Lorena per gli aggiornamenti dai quotidiani. Intanto c'è la cronaca. A Siracusa il sedicenne ha accoltellato a morte un vicino di casa. Il grave fatto di sangue sarebbe scaturito da una lite. Da chiarire da cosa sia stata innescata proprio questa lite. È stato trasferito al centro di prima accoglienza di Catania il sedicenne di Siracusa, accusato dell'omicidio di Cristian Regina, 40 anni, accoltellato a morte nelle scale di un palazzo di via Algeri, nel popoloso rione di Mazzarona. Ad ucciderlo un ragazzino, figlio di un noto esponente di un clan siracusano che sarebbe intervenuto in soccorso della nonna. La vittima, operaio saltuario al mercato ortofrutticolo, abitava nello stesso condominio del ragazzo ed è stata raggiunta da un fendente al petto. Secondo una prima ricostruzione, Regina avrebbe sbagliato piano bussando alla porta della famiglia del giovane. Da lì sarebbe scaturita una lite alla presenza della nonna. Prima l'animata discussione, poi probabilmente la vittima avrebbe colpito il giovane con uno schiaffo. Sembrava tutto finito, ma il giovane all'improvviso sarebbe rientrato a casa per prendere un coltello. Poi ha bussato alla porta del vicino e appena Regina ha aperto è scattata l'aggressione nel pianerottolo. Agli inquirenti il minore ha fornito la sua versione dell'accaduto. Sulle scale avrebbe incontrato Regina in stato di forte alterazione alcolica che in precedenza aveva avuto una discussione con un familiare. Sarà l'autopsia ad accertare, come sostengono la nonna e il nipote indagato per omicidio, se Cristian Regina fosse effettivamente in preda ai fumi dell'alcol. E vado subito da Lorena Dolci perché questa è una notizia che da ieri cambia spesso, diciamo, connotati. Sì, è una notizia che naturalmente ha destato tanto clamore, soprattutto per la giovanissima età del ragazzo che è accusato di questo omicidio. La ritroviamo sulla prima pagina della Sicilia, tra gli altri, la nonna litiga con il vicino di casa, sedicenne si vendica uccidendolo, rispettando così un po' il codice d'onore di questa famiglia che è appunto legata alla criminalità organizzata. La versione che ci riporta la Sicilia è che il ragazzo dice di aver sentito la voce di un uomo che continuava ad urlare: bastarda, apri, fammi entrare, ti ammazzo. In preda al panico si sarebbe recato nella veranda del balcone della sua abitazione, dove ha preso un coltello con la lama seghettata da 10 centimetri e con l'arma in pugno ha salito la rampa di scale per spaventare lo sconosciuto. Avendo compreso che quest'uomo aveva sbagliato porto di casa, a questo punto il ragazzo racconta, perché questa è la sua versione, che l'uomo si sarebbe girato di scatto, l'ha visto in volto alterato come se fosse appunto in preda ad uno stato di ebbrezza alcolica e si sarebbe fatto avanti per aggredirlo emettendo grugniti. A quel punto gli avrebbe inferto la coltellata. Un'altra considerazione che ricaviamo dalle opinioni espresse dai vicini di casa che conoscevano entrambi alla fine è questa: qualcun altro scrive sui social che è assurdo morire in questo modo, altri si dolgono che ormai hanno tutti in tasca coltelli e pistole e alla prima incomprensione non si ragiona più e si uccide, e questo purtroppo, Angelo, l'abbiamo riscontrato spesso. Grazie Lorena. C'è un'ultima ora. La polizia di Catania sta eseguendo una vasta operazione antidroga che è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia Etnea. Numerosi gli arresti, oltre 200 gli agenti impegnati nel blitz che è ribattezzato Cemento. È stata accertata l'esistenza di 2 cellule criminali impegnate nella distribuzione al dettaglio della droga e anche al traffico della cocaina proveniente dalla Calabria. Chiaramente particolari ulteriori aggiornamenti nel corso della mattinata e nei nostri telegiornali. Adesso torniamo a Calenzano. 5 morti per l'esplosione avvenuta in un deposito Eni alle porte di Firenze. Recuperato il corpo di Carmelo Corso, autotrasportatore di origini catanesi, da anni ormai trapiantato in Toscana. Un uomo del sud, Carmelo Corso, 57 anni, partito da Catania per trovare lavoro in Toscana, è morto a Calenzano, alle porte di Firenze, in una terribile esplosione nel deposito Eni che ha causato l'ennesima strage sul lavoro. 5 le vittime, 26 feriti, 2 dei quali gravemente ustionati. La deflagrazione è stata provocata dallo sversamento di benzina durante il carico di carburanti sulle autobotti in coda, un inferno di fuoco ed un boato paragonabile ad una bomba ad alto potenziale che ha sventrato tutto e dilaniato i corpi, tanto da renderli
irriconoscibili. I dispersi, tra cui Carmelo Corso, sono stati recuperati tra detriti e ferraglie nel deposito Eni. Era entrato nel deposito Eni 4 minuti prima che avvenisse l'esplosione. Il suo ingresso, infatti, registrato alle 10:16 e 20 secondi. Carmelo, sempre in viaggio con la paura addosso, prima da guardia giurata per conto di Eni, poi da autista presso la RAT di Firenze, si trovava lì e non sapeva che da lì a poco sarebbe stato l'ultimo viaggio. Da diverso tempo residente a Calenzano, lascia la moglie Tamara e 2 figli di 25 e 22 anni che hanno subito fatto la spola tra gli ospedali di Firenze, prima tappa al Careggi, per avere notizie del familiare. La procura di Prato indaga per omicidio colposo e sui tanti allarmi inascoltati ed in molti puntano il dito anche all'esterno dello stabilimento Eni, un luogo inappropriato per le funzioni che lì vengono svolte, ha detto il presidente della regione toscana Eugenio Giani. Alla fine degli anni 50 era tutta aperta campagna, oggi quell'area è densamente popolata dal punto di vista industriale con molte case ed un centro commerciale. E dopo ogni tragedia si susseguono le polemiche, insorgono i sindacati che hanno già proclamato scioperi, assemblee e presidi. Oltre 500 i lavoratori si sono dati appuntamento questa mattina a Livorno per una guerra silenziosa che sembra non finire mai. Il tema della sicurezza sul lavoro e questa nuova ennesima strage è credo uno dei temi non solo dei quotidiani regionali ma anche quelli nazionali che poi vedremo. Assolutamente, un tema che ritroviamo su tutte le prime pagine, ma in particolare l'edizione di Palermo del quotidiano La Repubblica prende spunto da questa strage per accendere i riflettori sulla sicurezza degli impianti e infatti nell'apertura in prima pagina troviamo depositi di benzina nelle città, in Sicilia 61 impianti a rischio, a Palermo in particolare 2 siti sono addirittura a ridosso di case e scuole. Ma andiamo adesso a vedere un ritratto di Carmelo Corso, questa vittima siciliana. Carmelo Corso abitava dal 93 a San Giorgio, a Colonica, ma prima ancora risiedeva nella vicina Campi Bisegno, segno che in questa zona abitava sin da giovanissimo. Aveva già lavorato per l'Eni in veste di guardia giurata e aveva anche una lunga esperienza di autista di bus turistici, uno dei tanti siciliani quindi che era andato al nord a cercare lavoro. Poi era passato al settore del trasporto con autocisterna. Corso era conosciuto anche per la sua passione per il volontariato, era uno stimato donatore di sangue dell'Avis nella sede di Prato. Lo scorso settembre aveva ricevuto una speciale benemerenza, il distintivo d'oro Cosmeraldo in occasione della festa del donatore. Fino ad oggi aveva effettuato ben 108 donazioni, uno che non si risparmiava, lo ricordiamo bene, commentano alla sede dell'Associazione dei Volontari. Come abbiamo sentito dal servizio, Corso lascia la moglie Tamara e 2 figli, Elena e Dario, 2 giovanissimi, che conservano anche il suo sorriso come appare nelle poche foto pubblicate sui social. Per lui e per l'altro collega residente a Prato, la sindaca Ilaria Bugetti ha esposto la bandiera mezzasta partecipando al lutto regionale e invitando la cittadinanza a osservare un minuto di silenzio. Alla sua famiglia anche le condoglianze del presidente della regione Schifani. Torniamo ad occuparci dei forestali, legittimo il ricorso che era stato sospeso, il TAR ha accolto per l'appunto il ricorso e ha bocciato la Regione che adesso chiede un parere all'Avvocatura dello Stato. Erano nate polemiche, ricorsi e anche un'inchiesta della Corte dei Conti, ma per i giudici del TAR il concorso bandito per i 46 forestali, poi sospeso dal governo regionale, è legittimo e i 46 vincitori, compreso Alessio Maria Salerno, figlio dell'ex dirigente Giovanni Salerno, che prima di andare in pensione ha nominato la commissione esaminatrice del concorso, potranno quindi essere assunti. A stabilirlo i giudici della quinta sezione del TAR di Palermo. Il concorso, costato alla regione circa 800.000 euro, era finito sotto la lente della Procura della Corte dei Conti dopo che una graduatoria era circolata in rete prima dell'ufficializzazione e l'unico a rispondere correttamente a tutte le domande e ottenere il massimo punteggio di 30 era stato proprio il figlio dell'ex dirigente. Malumori e ricorsi. I ricorrenti chiedevano l'annullamento di tutti i provvedimenti del Dipartimento Funzione Pubblica con i quali era stato sospeso il concorso e quindi la loro assunzione. Per i giudici del TAR di Palermo però
però le fasi del concorso sono state legittime. La parentela rappresenta un conflitto di interesse, ma non invalida la nomina della commissione. Questa, in sintesi, la motivazione dei giudici del TAR. La prova scritta, consistente nella somministrazione di quiz a risposta multipla, predisposti dal Formez, aggiungono, estratti a sorte e corretti attraverso sistemi informatici con modalità tali da assicurare l'anonimato dei candidati, si è svolta in maniera regolare. Ci siamo occupati tantissimo di questo concorso per i forestali e di ieri la decisione del TAR che dice che è legittimo. Sì, questa sorta di colpo di scena lo ritroviamo in tutti i quotidiani locali, lo troviamo tra l'altro nel Giornale di Sicilia che titola legittimo il concorso sospeso, il TAR raccoglie il ricorso e boccia la regione. Non andava fermata per conflitto di interessi la selezione per 46 posti di forestale. Ma andiamo a vedere nel dettaglio anche il servizio di Repubblica. Un passo indietro, il concorso della discordia bandito dal Dipartimento Funzione Pubblica era stato celebrato a settembre del 2023, in lizza 21.000 candidati, tra questi il figlio di Giovanni Salerno, risultato primo a pieni voti alla prova scritta a quiz predisposta dal Formez. Subito dopo la circolazione non ufficiale della graduatoria è partita una raffica di ricorsi degli esclusi che poi abbiamo capito che è arrivato a considerarlo legittima. Secondo il collegio il conflitto di interesse c'è, ma secondo più recenti orientamenti giurisprudenziali non è sufficiente a invalidare la procedura. Tanti padri di famiglia che hanno superato onestamente la prova hanno avuto giustizia, molti di loro hanno ormai più di 30 anni e non potrebbero partecipare a un nuovo concorso, spiega l'avvocato Immordino, precisando che il figlio di Salerno non è tra coloro che hanno promosso il ricorso. Che cosa succede adesso? La palla passa al Dipartimento Funzione Pubblica che, sentito il parere dell'Avvocatura dello Stato, avrà 60 giorni per presentare un eventuale appello. Fino ad allora la selezione resta sospesa. E adesso vi mostriamo un effetto geyser particolare, niente di naturale comunque. L'impressionante getto d'acqua è stato causato da un guasto alla condotta del fiume Freddo. Siamo sulla statale 114 che è rimasta chiusa per allagamenti a Itala, disagi ovviamente idrici a Messina perché si è dovuto poi riparare il danno. Le immagini postate dal sindaco di Messina Federico Basile parlano da sole e danno la sensazione di quanto avvenuto sulla strada statale 114 all'altezza di Itala, sulla riviera ionica del Messinese. Gli scavi di Enel per il passaggio della linea elettrica a servizio del cantiere del raddoppio ferroviario Giampilieri Fiume Freddo hanno causato un grosso danno alla condotta del fiume Freddo che serve la città di Messina. Si rischia uno stop all'erogazione idrica di 24 ore. AMAM e Comune di Messina hanno formalmente richiesto spiegazione agli enti responsabili, esigendo un'immediata assunzione di responsabilità per quanto accaduto. Intanto, per ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza, i tecnici di AMAM hanno lavorato per avviare con tempestività i lavori di riparazione della condotta dell'acquedotto, anche se potrebbero verificarsi riduzioni nei consueti orari di distribuzione idrica nelle zone del centro cittadino e nell'area nord, compresa la riviera ed i villaggi collinari. Insomma, non bastano i problemi di crisi idrica, non bastano i problemi di siccità, adesso ci mettono anche questi intoppi. Questi guasti alla condotta idrica e questa dispersione purtroppo di tanta acqua, perché avete visto il getto era veramente potente, un video impressionante che ritroviamo anche naturalmente sintetizzato con una foto in prima pagina sulla Gazzetta del Sud, che è il quotidiano di Messina. Eccola qua, la foto, si spacca la condotta del fiume Freddo, disagi idrici. Gli scavi effettuati da una ditta incaricata da Enel per il passaggio della linea elettrica a servizio del cantiere del raddoppio ferroviario hanno causato questo grosso danno impressionante. Il getto d'acqua alzatosi per diversi metri d'altezza, i tecnici hanno lavorato fino a tarda sera e oggi, come era prevedibile, disagi idrici in città. Adesso andiamo a Caltanissetta, dove una quarantina di persone sono state evacuate dalle loro abitazioni dopo che 3 immobili hanno presentato delle improvvise lesioni sui muri. C'è stato anche l'intervento dei vigili del fuoco che hanno eseguito un sopralluogo. Sentiamo come sono andate le cose in questo servizio.
Momenti di paura a Caltanissetta, dove una quarantina di persone ieri sera hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni dopo che 3 immobili lungo la via Redentore, una delle strade principali del centro storico della città, hanno presentato improvvise lesioni. Le crepe si sono verificate in successione, prima nel sottoscala del civico 39 di via Redentore, per poi interessare l'immobile di un vicolo vicino e un altro edificio a pochi metri. Sono intervenuti i vigili del fuoco che, dopo aver aiutato le famiglie a prendere i propri effetti personali, hanno eseguito un lungo sopralluogo. Al momento però si sconoscono ancora le cause che hanno determinato le lesioni. Su un edificio non erano lesioni strutturali, quindi non c'è stata l'esigenza di evacuare, mentre sul civico 39 e su un altro edificio sono state visionate delle lesioni più diffuse, quindi c'è stata l'esigenza di evacuare gli occupanti. Le famiglie evacuate hanno dormito da amici, parenti, ma anche in B&B messi a disposizione dall'amministrazione comunale. Nelle prime fasi è stato prestato aiuto dai volontari della Croce Rossa che, viste le basse temperature di ieri, hanno fornito bevande calde e riparo in attesa che venissero reperiti gli alloggi. Per il momento, per i residenti degli immobili a rischio di stabilità non sarà possibile rientrare nelle loro abitazioni. Nelle prossime ore saranno eseguiti altri sopralluoghi anche con l'ausilio dei tecnici del comune per stabilire cosa sia accaduto. Adesso torniamo da Lorena Dolci per completare la rassegna stampa regionale. Grazie Angelo, naturalmente questa era una notizia dell'ultima ora, quindi la troveremo sui giornali di domani. Andiamo invece a vedere la prima pagina del quotidiano La Sicilia, il quotidiano di Catania, che dedica l'apertura alle notizie di cui abbiamo già parlato: la nonna che litiga col vicino di casa, sedicenne si vendica uccidendolo, ma c'è pure la condanna al filosofo di origine catanese Caffo, 4 anni, lui ha detto io capro espiatorio, se ne punisce uno per educare 1000. E poi ancora la tragedia di Calenzano, con questo veramente tempistica assurda, morto l'autotrasportatore di origine siciliana 5 minuti dopo il suo arrivo. La fotonotizia con questo gioco di parole invece è dedicato alla perdita di 1 miliardo di fondi, mazzata sul raddoppio del binario Palermo-Catania, a rischio i cantieri della Siracusa-Gela, e il gioco è appiedati, come spesso la Sicilia fa in prima pagina. Ma c'è un'altra notizia che troviamo in quasi tutti i giornali. Sapete che è stato arrestato l'assassino di quel top manager, si sapeva dal cognome, si intuiva che era di origine italiana, si scopre adesso che è addirittura di origine siciliana. Il killer del top manager aveva origine siciliana e Mangione è italo-americano di 4ª generazione. La famiglia è partita da Enna. Da studente modello ad assassino, la polizia ora teme che la rete faccia di Mangione un martire di cui seguire l'esempio. Nel tomo interno dedicato alla cronaca di Catania, sempre del quotidiano locale, vediamo invece l'assalto al Palazzo dei Chierici. Perché? Perché sono arrivati degli avvisi tari fantasma. All'ufficio tributi i cittadini sono in fila, speravano di essere ricevuti prima della chiusura al pubblico. Ieri scadeva infatti il saldo della tassa sui rifiuti del 2024, molti però non si sono visti recapitare il bollettino e quindi si sono appunto precipitati per chiarire questa tassa. Dicevamo poi la mappa che fa Repubblica Palermo sugli impianti a rischio, e andiamo a vedere nel dettaglio. Depositi di gas e carburante a ridosso di case e scuole, 61. Secondo l'inchiesta di Repubblica sarebbero i siti a rischio incidente. Nella lista ci sono le 3 raffinerie di Gela, Siracusa e Milazzo, ma anche depositi di GPL. A Palermo 2 impianti sotto accusa. L'ex capo della Protezione Civile addirittura dice sono bombe. Tra gli impianti nella lista Seveso ci sono anche stabilimenti di stoccaggio e distribuzione carburanti e altri per la produzione di energia. Tra questi rientrano 2 depositi a Palermo. Di queste bombe, tra virgolette, ha scritto sui social l'ex capo della Protezione Civile Tuccio Dusso. Palermo ne ha ben 2, peraltro vicine, Roccella e Acqua dei Corsari. Insomma, c'è un comitato che dispone le ispezioni da effettuare ogni 3 anni. Peccato che uno di questi impianti, l'ultima ispezione risalga a 5 anni e mezzo fa.
E poi andiamo a vedere la nuova mappa degli ospedali. Mancano più di 1000 medici. Sono cominciate le audizioni all'ARSA ed da attivare 2000 posti letto. L'MPA dice no ai tagli a Caltagirone e Gela. In Sicilia ci sono almeno 2000 posti letto da attivare tra lungodegenti e riabilitazioni e 1200 medici in meno nei reparti ospedalieri. Il presidente della Commissione Sanità all'ARSA, Pippo Laccoto, traccia la roadmap su cui l'organismo parlamentare comincia a lavorare in vista della nuova rete sanitaria, quella che traccerà appunto la nuova fotografia della rete ospedaliera. Sono già state ascoltate le ASP di Palermo, Catania, Messina e Ragusa, mentre martedì prossimo sarà la volta di Siracusa, Trapani e Agrigento. Insomma, il risico per la rimodulazione dei posti letto è già partito, sebbene i contorni siano tutt'altro che definiti. E poi una notizia, voglio mettere a confronto due notizie che riguardano ovviamente il turismo. Natale nelle città d'arte, gli albergatori sorridono e i voli crescono del 15%. Insomma, le prenotazioni per le vacanze riempiono le strutture fino all'80%, in arrivo oltre 4.000 stranieri in più rispetto all'anno scorso. Dall'altra però, torniamo alla Sicilia, c'è il caso di una rivista americana che dice non c'è acqua, meglio non andare ad Agrigento. È la no list di una rivista americana. Diciamo che Agrigento è in buona compagnia perché oltre ad Agrigento ci sono ad esempio Bali, una strada panoramica in Scozia, la cima dell'Everest, e questo si può immaginare, ma in genere si tratta di questioni legate all'inquinamento o al sovraffollamento, così che i turisti non sono ben accetti in luoghi come Venezia, Barcellona, le Canarie, Maiorca o Lisbona, perché i proprietari delle case preferiscono affittare a turisti. Invece, per quanto Agrigento, il problema che ormai ha varcato i confini della Sicilia e che sta danneggiando concretamente l'economia è proprio la crisi idrica, di cui, Angelo, come sai bene, ci occupiamo ormai da mesi. La città, scrive Fodors, che è appunto questa rivista americana, si sta preparando a diventare la capitale italiana della cultura nel 2025, il che probabilmente comporterà un aumento del numero di visitatori. Tuttavia l'area sta affrontando una grave crisi idrica che potrebbe essere aggravata dall'aumento del turismo. E quindi, conclude la rivista, i piccoli hotel stanno lottando per fornire una fornitura d'acqua costante, una no list che non piace al sindaco di Agrigento. Quindi queste notizie varcano l'oceano e sono arrivate anche alle orecchie dei turisti americani. Grazie allora Lorena. Noi a questo punto ci fermiamo in attesa di perfezionare il collegamento con la Pol Strada. Ci ritroviamo subito dopo, forse sì, vediamo se riusciamo ad avere il collegamento, se siamo pronti. Attendo chiaramente indicazioni dalla regia, lo vedo già, perfetto. Allora andiamo a Ragusa, dove c'è il vicequestore, il dottore Angelo Tancredi. Buongiorno. Buongiorno a voi e un saluto dalla sezione di Ragusa, compartimento Sicilia orientale. Per fortuna nessuna criticità sulla viabilità, sia autostradale sia ordinaria. C'è da dire anche che oggi su tutto il nostro territorio il meteo è favorevole. Cominciamo una rassegna rapida dei principali segmenti autostradali. Sull'A20 Messina-Palermo, oltre a quelli che abbiamo già segnalato nei giorni scorsi, quindi la chiusura dalle 22 alle 6 del traffico, compreso tra lo svincolo di Brolo e lo svincolo di Patti, direzione Messina, per la giornata di oggi dalle 9 alle 18 c'è anche la chiusura al traffico veicolare che transita nella carreggiata di Monte, direzione Messina, tra gli svincoli di Santa Camastra e di Sant'Agata Militello. Quindi uscita obbligatoria allo svincolo di Santo Stefano di Camastra con rientro allo svincolo di Sant'Agata Militello. Per quanto concerne la 18 Messina-Catania, nessuna criticità. Traffico intenso sulla tangenziale e soprattutto diciamo all'altezza di San Gregorio in direzione sud. Sulla 18 nessuna criticità. E sulla 19 Catania-Palermo la chiusura sempre allo svincolo di Enna e quindi uscita obbligatoria a Dittaino.
Per il resto della restante comunità, al solito segnaliamo traffico in direzione Catania sulla SS 121, la Paternò Catania. E Valle del Dittaino, al solito lavori di demolizione della parte superficiale del ponte di Dittaino e quindi uscita obbligatoria allo svincolo di Agira. Le altre statali non segnaliamo alcuna problematica e vorrei approfittarne solo per ricordare a tutti i telespettatori che a decorrere dal 14 di dicembre ci saranno delle modifiche significative per quanto riguarda l'impianto sanzionatorio del codice della strada, per cercare di usare un linguaggio comune che sia comprensibile a tutti. Chiaramente ci saranno delle sanzioni e delle pene più severe per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza alcolica, per l'uso e l'abuso di sostanze stupefacenti e in particolare per l'uso dei telefonini alla guida. Quindi raccomando tutti i telespettatori di cercare innanzitutto di appropriarsi di quelli che sono gli strumenti legislativi al fine poi di porre una corretta adozione delle contromisure. Ed in particolare tutto questo è legato non solo a un concetto di prudenza, ma anche alla necessaria fisiologica necessità che abbiamo noi di ridurre il dato infortunistico, soprattutto perché noi nel 2030 dobbiamo dimezzare gli incidenti stradali e nel 2050 dobbiamo azzerarli, così come ci ha chiesto l'Europa. Quindi prudenza a tutti, accortezza, buona strada e ringrazio la direzione di questa opportunità. Grazie al dottore Angelo Tancredi, che è dirigente della Polstrada di Ragusa per il compartimento della Sicilia orientale. L'appuntamento domani mattina come sempre. Un rapido sguardo adesso a quella che è la situazione viabilità sulle strade della città di Catania. Qui siamo in via Vincenzo Giuffrida, dove possiamo osservare come il traffico sia certamente intenso, ma non ci sono almeno apparente criticità sia in entrata che in uscita. Passiamo al Tondo Gioieni sulla circonvallazione. Qui i rallentamenti sono più significativi sia in direzione ovest che in direzione est, per intenderci sia in direzione Ognina che in direzione Policlinico e Mister Bianco. Adesso ci fermiamo davvero, facciamo una breve sosta, torniamo fra pochissimo con Lorena Dolci per la rassegna stampa nazionale e internazionale. Adesso come sempre è il momento della rassegna stampa con i quotidiani nazionali per vedere non solo le notizie che arrivano dall'Italia ma anche dall'estero. Grazie Angelo Gagliano, ma mi ricollego subito all'intervento del comandante della Polizia Stradale che parlava del giro di vite del codice della strada. Vedremo tra poco col Sole 24 Ore che oltre un quarto degli italiani poi le sanzioni non le paga. Ma partiamo adesso nella nostra rassegna stampa da Repubblica, che come tanti quotidiani oggi dedica l'apertura al cambio di regime in Siria. Blitz di Israele, Erdogan attacca. Che cosa è successo? Centinaia di raid di Israele hanno distrutto l'arsenale militare siriano con l'obiettivo, dichiarato da Netanyahu, il premier israeliano, che non finisca nelle mani dei jihadisti saliti al potere a Damasco dopo la fuga del dittatore Bashar al-Assad. Un'operazione che il presidente turco Erdogan ha definito in una telefonata con la premier Meloni un'aggressione che non contribuisce alla stabilità della Siria. Ma il taglio centrale è dedicato, come potevamo immaginare, alla strage di Calenzano, le morti sul lavoro e alle accuse dopo la strage. Procedure di sicurezza ignorate, la procura indaga per disastro. L'incidente, dicono i magistrati, è stato originato da condotte scellerate, perquisizioni nella sede della società che stava facendo la manutenzione al deposito. L'ENI dice è prematuro stabilire le cause. Ma vediamo poi un altro caso che ci sfiora, perché appunto si riguarda la condanna all'ex filosofo, botte e lesioni al filosofo Caffo, 4 anni, insulti e minacce, offese umilianti e anche aggressioni fisiche per la sistematica e continuativa attività di prevaricazione ricostruita dall'accusa nei confronti della ex compagna. Il filosofo Leonardo Caffo, 36 anni, che è appunto originario di Catania, è stato condannato
a 4 anni. Andiamo a vedere poi il Corriere della Sera, che ha un'intervista al nuovo premier della Siria, quindi ancora un'apertura dedicata allo scenario internazionale. La mia Siria apre ai profughi. Parla al-Bashir, sbagliato associare l'Islam al terrorismo, noi in pace con chi non ha aiutato Assad, Netanyahu annuncia di avere distrutto la loro marina. Israele appunto, come abbiamo visto, attacca i siti militari, colloquio di Palazzo Chigi con Erdogan. E poi viene qua in prima pagina anche la classifica di Polito e cosa viene fuori? Che la Meloni è la più potente tra i leader in Europa, è stata nominata da Politico Europe la più potente nella classifica 2025 delle 28 personalità più influenti d'Europa, una notizia che sicuramente farà piacere. Von der Leyen tra i concreti, Rutte invece tra i sognatori. E poi qua vediamo anche l'arresto di Mangione, questo italo-americano di origine siciliana accusato di aver ucciso un top manager. La famiglia dichiara che il ragazzo era sparito da mesi, a casa sono stati trovati libri, adesivi, i versi ed elogi. Shock al kill arrivano da vari estimatori di questo diciamo fanatico. Sul quotidiano La Stampa ancora la strage sul lavoro, l'inchiesta dei PM toscani per individuare le cause, nominati i periti della strage di Capaci. Questo lo troviamo qui, è una curiosità. Il sindaco chiede di spostare il deposito che, come abbiamo visto, era vicino a casa e anche un centro commerciale, la manutenzione era affidata ad una ditta esterna. E poi c'è l'editoriale di Marco Revelli, Se andare a lavorare è come andare in guerra. Ovviamente sono tante parole che vengono pronunciate all'indomani di ogni morte sul lavoro, si contano in media 3 disgrazie al giorno, tante promesse non mantenute, tanti impegni non rispettati, insomma acqua sulle pietre. Eppure qualche riflessione aggiuntiva, scrive, si imporrebbe al di là dei soliti rituali. E poi c'è una notizia che ritroviamo un po' in diversi quotidiani: condono ai Novax, così si tradisce lo Stato. Sono state in pratica azzerate le multe che erano state inviate a chi non si era sottoposto al vaccino. E scrive Flavia Perina, siamo ancora sulla Stampa, è bene ricordare il contesto della campagna di disobbedienza all'obbligo vaccinale, al Green Pass, premiata ieri con la cancellazione di ogni sanzione. Era la fine del 2021, solo 3 anni fa, ma in effetti sembra passata un secolo, Angelo, dal Covid e dal lockdown. C'erano 1000 persone nelle terapie intensive, 10.000 in ospedale, 600.000 contagiate da altre patologie, costrette a rinunciare a esami e cure. E poi andiamo al quotidiano di ispirazione cattolica L'Avvenire. Bombe antibombe. Cosa significa questo titolo? Che, come abbiamo letto su altri quotidiani, Netanyahu ha bombardato la Siria per evitare che l'arsenale finisse nelle mani del nuovo regime jihadista. 300 raid aerei di Israele sulla Siria per distruggere i depositi di armamenti e la flotta. Il neopremier Bashir cerca di rassicurare tutte le cancellerie diciamo del mondo e dice: sciogliamo i servizi segreti, ma l'editoriale di Maurizio Ambrosini dice: la Siria non è un paese sicuro. Mentre il ministro degli esteri Tajani, dando voce a preoccupazioni diffuse, chiede ai nuovi governanti garanzie di rispetto dei diritti delle minoranze, tra cui quelle cristiane, il governo italiano chiude le porte ai richiedenti asilo provenienti proprio dalla Siria. È il primo atto politico nei confronti del nuovo corso di Damasco. E poi il resto del Carlino apre invece, dedica l'apertura a Stellantis, salvi i posti dell'indotto, rinnovata la commessa con Trasnova che ritira i licenziamenti, il gruppo investe in una gigafactory di batterie a litio in Spagna. Tajani annuncia 1 miliardo di aiuti all'auto, manovra vince l'asse Giorgetti-Meloni e la Premier, come abbiamo detto poco, nominata leader più potente in Europa dal sito Politico. Vi voglio leggere poi il giornale che
mette in apertura questa fotonotizia, insomma molto critica sul nuovo regime. Ecco la jihad moderata, Kalashnikov ai bambini, e nella fotonotizia un miliziano che gioca con un bimbo a Damasco facendogli appunto impugnare un Kalashnikov. E poi si va verso un altro venerdì nero, scrive il giornale. Salvini precetta un'altra volta, c'è questo scontro con i sindacati, serrata ridotta a 4 ore, dipendenti e aziende premiati dalle misure. E poi il titolo che vi avevo annunciato, multe stradali. Ecco cosa ci dice il Sole 24 Ore, addirittura il 28,4% non paga le multe. Nel sud è evaso il 48,2% per quanto riguarda le multe, non versato il 7,6% dell'IMU e il 15,9% della Tari. E questo fa il paio con la notizia della folla a Palazzo dei Chierici per pagare invece la Tari. Sono quella percentuale invece di cittadini modello. Grazie Lorena, ci ritroviamo più avanti nel corso della mattinata ancora dai quotidiani con le notizie. Adesso vediamo il meteo, le previsioni per la giornata di oggi e anche di domani, e poi il primo degli ospiti di questa mattina. Bentrovati a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, quando il centro-sud Italia vedrà ancora della variabilità per una zona di bassa pressione sul Mediterraneo. Più sole invece sulle due isole maggiori e al nord Italia. E difatti sulla Sicilia una pausa dalle precipitazioni, cielo sereno, poco nuvoloso, con una giornata quindi che vedrà il sole un po' protagonista su molti settori. Ventilazione da segnalare moderata sul Tirreno meridionale, qui con mare mosso, altrove mari quasi calmi o poco mossi. Temperature che in alcune zone raggiungeranno addirittura i 20 gradi come a Siracusa, Ragusa. Invece nel corso di giovedì 12 cambia, da ovest nuovo impulso instabile, torneranno delle nuvole e anche qualche pioggia o rapido temporale, quindi tendenza per giovedì ad avere una maggiore nuvolosità e aumenterà il rischio di precipitazioni. Temperature che oscilleranno mediamente tra i 15 e i 19 gradi. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo. Rieccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Allora do il benvenuto ad Antonino Girgenti, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie. Presidente della Fondazione Carri di Santa Lucia. E poi do il benvenuto e buongiorno anche ad Emanuele Giuffrida. Buongiorno video editor, ci spiega poi che cosa fa con le sue mani, insomma le magie che si riescono a fare con i video. I Carri di Santa Lucia, ormai è una tradizione. La tradizione è iniziata un po' di anni fa, nel 2010 ormai, grosso modo. Molto più in là, molto prima. C'è una fondazione. Sì, la fondazione è stata costituita nel 2010. Io dicevo proprio, mi facevo riferimento alla fondazione del 2010. Intanto ci dite, e ci dice lei che è il presidente della fondazione, cosa sono questi carri, per chi magari non ha avuto la possibilità di vederli? I carri di Santa Lucia sono delle macchine scenografiche che prendono ispirazione. Cosa intendiamo per macchine scenografiche? Sono delle macchine sceniche, vengono chiamati carri perché sono dei carri, però il concetto di carro è ben diverso da quello di carnevale, cioè quindi non è un carro storico che sfila per le strade della città, ma è più che altro una struttura teatrale che si spacca, noi diciamo la chiamiamo così, la spaccata dei carri, si trasforma. Quindi il carro appare in piazza all'inizio contenuto in piccole dimensioni e poi all'improvviso si realizzano queste meraviglie. Ed è un patto che si rinnova nella nostra città attraverso la devozione, quindi è una devozione che produce spettacolo dalla seconda metà dell'Ottocento. Per questo dicevo molto io mi riferivo alla fondazione, la fondazione che segue adesso. La fondazione è nata nel 2010 su volontà
dei 5 quartieri storici di Belpasso, i 5 quartieri che realizzano da sempre i carri di Santa Lucia, per avere un'unica voce, per organizzare tutti insieme questa bella manifestazione e farla conoscere. E c'è rivalità fra i 5 quartieri? Allora, una volta c'era la rivalità ed c'era un campanilismo. Perché nelle feste abbastanza... patronali c'è sempre, sì, voglio sì, dire. sì, sì. Devo dire che comunque il fatto stesso che nel 2010 finalmente si costituisce la fondazione, ciò vuol dire che sono cambiati i tempi e quindi adesso no, non c'è più rivalità assolutamente, anzi c'è sinergia. Si lavora fianco a fianco, ci si aiuta e si organizza insieme questa bella manifestazione che è una rievocazione storica, ma ci sono, diciamo, tanti aspetti, perché i carri di Santa Lucia principalmente costituiscono una ricerca di innovazioni, quindi c'è stata una evoluzione anche dei carri di Santa Lucia, dalle cantate fino diciamo, a questi gioielli di scenotecnica. E io proprio alla innovazione volevo arrivare, perché il video editor immagino contribuisca, no? a innovare. In che modo? Quest'anno, adesso diamo la parola a Lele, quest'anno ho ceduto finalmente alle loro richieste, dei più giovani soprattutto, perché come dicevo la manifestazione è innovazione e quindi spazio ai giovani. Abbiamo dato spazio ai giovani e possibilità di farli esprimere. È stato realizzato un video, adesso ne parlerà lui, che non era concepito come uno spot, ma ha avuto una diffusione virale, oggi si dice così. Eh sì, perché una volta si che è arriva sui diffuso social così rapidamente che lo stanno utilizzando tutti come spot. Quindi allora, facciamo parlare questo lui, video, perché c'è uno staff che l'ha voluto. Come funziona? Che cosa c'è in questo video e che cosa ci racconta questo video? Quest'anno, in sinergia con il presidente Antonino e Katia, che ci aiuta un attimo con la comunicazione, abbiamo deciso di spostare l'attenzione, anzi non spostare, ma concentrarci non solo sul risultato finale del carro, dell'opera d'arte che è il carro, ma sul dietro le quinte. Quindi abbiamo deciso di realizzare un video facendo parlare il volto dei giovani, di questi giovani che adesso sono la forza motrice di questi gruppi di carri che realizzano carri ogni anno, di giovani che ogni anno abitualmente per 2 mesi, da ottobre, qualcuno fine settembre, qualcuno inizio ottobre circa, fino a dicembre, ogni sera lasciano le vesti della loro quotidianità, quindi del lavoro, dell'uscita con gli amici, della scuola o qualunque altra cosa, per cambiarsi, vestirsi sporchi, così da maestri, da maestri. Bisogna fare maestri d'arte, no? In quel caso. E raggiungere il resto del proprio gruppo ai laboratori in cui si realizzano appunto queste grandi macchine sceniche. E questi gruppi, grosso modo, da quante persone sono composte per ogni singolo carro? Complessivamente siamo sulle 200 persone, mediamente ci sono gruppi di 40, 50, 60 elementi, perché ci sono dei quartieri che magari sono un po' più grandi, però mediamente sono 200 persone che lavorano a titolo volontario. C'è un dispendio non solo di energie fisiche, di risorse umane, di materiale, ma anche da un punto di vista economico penso che c'è un impegno importante. Io ringrazio l'amministrazione comunale di Belpasso, il sindaco Carlo Caputo, perché da sempre il comune di Belpasso ha sostenuto la nostra manifestazione e ci dà una grossa mano anche per l'acquisto delle materie prime e garantire i servizi essenziali per la messa in scena. Però poi tutto il resto del lavoro c'è grande gratuità. Quindi tutti i ragazzi lavorano, sono veramente straordinari, lavorano, fanno nottate perché... Ma sono ragazzi che frequentano anche il liceo, che ne so, le scuole intere superiori. famiglie ci sono ormai, quindi ci sono ragazzi, ragazzini e gli anziani che sono i mastri, quelli che noi chiamiamo i mastri, quelli che hanno trasmesso le loro conoscenze a noi e noi adesso abbiamo questo privilegio e questo dovere di trasmetterlo ai più giovani. Nel contempo cerchiamo di innovare, mettere sempre qualcosa del nostro per tramandare e fare crescere la manifestazione e realizzare dei gioielli ogni anno, e sono sempre più complessi. Vediamo delle immagini, stiamo vedendo adesso su LED Wall qui in studio, ma prima abbiamo visto anche in onda questi carri. Dal vivo è tutta un'altra cosa. Che poi sono praticamente un mix tra lo spettacolo, ci sarà musica, ci sono delle luci, ci sono delle scenografie anche che vengono realizzate ad hoc, immagino, per ogni tema. E i temi si conoscono già di quest'anno oppure all'improvviso poi c'è chi ha praticamente... No, allora da quando c'è la fondazione comunque questo lavoro in sinergia ha permesso anche di
conoscere anzitempo quelli che sono i progetti e le tematiche da affrontare. Quest'anno c'è una novità in effetti e che riguarda una composizione realizzata da 2 quartieri che per l'occasione appunto si sono uniti e stanno realizzando un carro ancora più imponente, perché c'è un evento straordinario. Sono Matrice e Borrello? Matrice e Borrello, c'è un evento straordinario quest'anno che è l'arrivo del Corpo di Santa Lucia da Venezia, che arriverà a Belpasso nei giorni del 27 e 28 di dicembre, quindi questo è un evento poi storico. da Belpasso arriverà a Catania. E poi ci sarà il grande evento in Basilica, conclusivo la cattedrale, a Catania, in in Piazza Basilica a Duomo. Catania, sì. Quindi per l'occasione si è pensato di realizzare qualcosa di ancora più grande. Vorrei sentire di nuovo Emanuele, perché l'apporto dei giovani, l'estro dei giovani, la creatività dei giovani. Abbiamo detto che il video è diventato virale perché va sui social. In pochissimo tempo. In pochissimo tempo. Però quello che fate voi, quello che si realizza quotidianamente, costantemente ogni giorno, viene postato, viene aggiornato, magari, che ne so, noi siamo arrivati a questo punto, dall'altra parte c'è un altro quartiere che risponde con un altro post, oppure con un'altra foto, con un'altra storia. Abbiamo fatto anche questo. C'è una specie di competizione da questo punto di vista. Sì. Paradossalmente sì, non ce lo aspettavamo, ma c'è stata una competizione anche sotto questo punto di vista. Abbiamo deciso di lanciare dei reel o storie, chiamiamole, su Instagram. Molto brevi, di 15-30 secondi, nel quale ognuno dei vari gruppi raccontava il momento che stava vivendo, che non necessariamente era un momento di lavorazione, a volte semplicemente di convivialità o di divertimento, di balli, perché poi io parlo non solo da editor ma anche da carrista, perché sono un carrista, anch'io faccio parte del gruppo dei carri attivamente. E poi questi carri come si muovono? Poi mi dite come vengono mossi, come si spostano? La movimentazione avviene in orari particolari per evitare, diciamo, problematiche col traffico cittadino. Chiaramente comporta un po' di tanto trambusto, lavoro. C'è tanto lavoro. Quest'anno si comincia stasera? Già sono in piazza 2 carri, già sono stati posizionati stanotte. Stasera è la prima serata e domani sera si conclude con questo gran finale. C'è un cerimoniale della festa di Santa Lucia a Belpasso, c'è una vigilia che viene vissuta con molta passione, c'è la processione delle reliquie, quindi ci sono tanti appuntamenti che seguono proprio un rituale che ormai è storico. Tutto questo chiaramente non fa altro che rafforzare quello che è poi l'identità. Sì. L'identità certamente della città di Belpasso, ma testimonia poi la fede e la tradizione rispetto a quella che è la santa patrona della città. Infatti dicevo all'inizio, per noi è un patto che si rinnova ogni anno e questo patto che si rinnova è del tutto spettacolare, perché se la festa di Belpasso ha dei caratteri di unicità, di spettacolarizzazione, è proprio grazie ai carri di Santa Lucia, che è qualcosa che le altre feste comunque non hanno. Un po' molti hanno attinto da Sant'Agata. Santa Lucia di Belpasso invece ha questa attrattiva, questo fascino dei carri che ogni anno cambiano, perché cambia la meccanica, cambia il tema, cambia la scenografia, quindi è la sorpresa che non ti aspetti, quindi tu vieni in piazza e vieni a scoprire qualcosa di meraviglioso. Un'ultima curiosità, leggo tra le note che le radici sono lontanissime e arrivano sino all'arte teatrale di Leonardo da Vinci. Perché i carri di Santa Lucia prendono spunto dalle macchine sceniche inventate nel Rinascimento dal grande maestro Leonardo da Vinci. Quindi poi si sono evolute e ci sono stati altri esempi, come potrebbero essere la Vara di Messina o il carro di Santa Rosalia a Palermo, c'era il carro trionfale anche a Catania o a Siracusa. A Belpasso, che è sempre stata una terra fertile anche in ambito teatrale, i carri di Santa Lucia sono diventati quello che vediamo oggi. Allora, l'invito ovviamente è questa sera Stasera e domani sera, intanto per ammirare i carri di Santa Lucia, poi chi volesse alla festa chiaramente si può anche fermare nei prossimi giorni, il 13 canonici, sì, 13-14. Sì. Benissimo, allora grazie ad Antonino Girgenti, che è il presidente della Fondazione Carri di Santa Lucia, grazie ad Emanuele Giuffrida, video editor, che ci ha raccontato di questa impresa, di come è riuscito a raccontare i carri e non solo, la festa attraverso un video. Buona festa. Grazie. Ci fermiamo qui, breve sosta e poi ancora altri ospiti a Buongiorno Sicilia. Rieccoci insieme a Buongiorno Sicilia e stamattina è con noi il sindaco di Mister Bianco. Buongiorno Marco Corsaro. Buongiorno a voi e complimenti per questo bel momento che è regalato alla Sicilia. Ogni giorno
davvero bravi. Grazie, grazie. Bravo, dobbiamo dirlo anche al sindaco Corsaro, perché è riuscito in qualcosa che magari si pensava ormai non avesse più possibilità di essere realizzato, perché a un certo punto c'è stato questo stallo nei lavori della costruzione della metropolitana nella tratta tra Montepò e Misterbianco. Per tanti anni si è rimasti quasi nel limbo, c'era un contenzioso con una vecchia azienda che si era aggiudicato i lavori, si è riusciti a sbloccare il tutto e finalmente c'è stata la firma sul contratto che indica anche la data dell'inizio dei lavori. Insomma, è un momento importante per l'infrastruttura metropolitana, ma è importante anche per i collegamenti per una realtà come Misterbianco. Assolutamente, è stata una giornata memorabile, noi lo abbiamo detto, l'abbiamo scritto, l'abbiamo anche comunicato a tanti emittenti, perché per Misterbianco diventa un'opera che proietta la città certamente in un futuro importante. È anche una dimensione particolare. Assolutamente sì, cambierà ovviamente l'approccio sociologico della sociologia urbana del territorio e la città avrà un baricentro ancora più interessante grazie a questo, diciamo, sblocco di un iter particolarmente farraginoso per il quale noi abbiamo coinvolto il governo nazionale nella figura del sottosegretario di Tullio Ferrante, che ringrazio ovviamente per l'affetto, per l'attenzione e anche per la professionalità con la quale ha seguito tutto l'iter. Noi abbiamo appunto investito il governo nazionale già dai primi passi che vedevamo non proiettati alla meta. Erano passi che non ci rassicuravano. Quando il contenzioso era in corso abbiamo ovviamente chiamato tutti gli attori in causa, abbiamo chiamato il governo, abbiamo chiamato certamente la governance dell'FCE, che ha trovato in noi una grande sponda favorevole, che ha contribuito a questa squadra che di fatto ha portato a meta un grande obiettivo, non soltanto per Misterbianco, ma perché di fatto collega il collettore che porta poi la metropolitana fino a Paternò. E questo discorso abbiamo avuto modo di approfondirlo anche quando Salvini ha tagliato il nastro a Catania. Abbiamo trasferito al Ministro la nostra preoccupazione, perché di fatto mancava il collettore che rendeva monca e un'opera rendeva... anche perché era stata dismessa, diciamo, la cosiddetta Rittolina non c'è più, di conseguenza c'era un vuoto nei trasporti. Con il rischio di un'incompiuta. Allora noi abbiamo lavorato quotidianamente, costantemente, ogni giorno per superare l'impasse con il CCT, il collegio consultivo tecnico, appunto pungolato dalle amministrazioni e chiaramente dal governo nazionale. Abbiamo superato la criticità e quindi si è andati finalmente a meta e abbiamo proprio qualche ora fa partecipato al tavolo che ha portato alla firma di questo contratto. Una firma importante, un contratto di 124 milioni. Assolutamente sì, una firma importante, per noi fondamentale, per la città di Misterbianco, che vedrà appunto non appena la Corte dei Conti validerà il contratto, ma si parla di prassi e consuetudini, da gennaio 104 giorni per il progetto esecutivo. Questo significa che ottimisticamente, ma non troppo, realisticamente direi, lì il contratto vedrà la posta della prima pietra, quindi il primo colpo di pala intorno a giugno, quindi tra maggio e giugno dell'anno prossimo. Allora, due sono le stazioni previste in questa tratta. Che toccano la città di Misterbianco sono due, una al distretto commerciale. Ed è importantissima questa stazione. Assolutamente, noi stiamo lavorando già da tempo, dal nostro insediamento, ad un'opera di rilancio dell'area commerciale. L'abbiamo denominata proprio qualche giorno fa insieme ad una riunione condivisa con tutti i sindacati, gli enti datoriali, distretto commerciale, proprio in ottica di insieme di collaborazione. Un rilancio di quella che era una zona commerciale che, diciamo, nell'ultimo decennio, forse anche di più, ha patito un po' una flessione, e noi stiamo lavorando proprio in termini di logistica, di comunicazione, di rilancio, di occupazione e certamente di riposizionamento di quest'area che diventa appunto distretto commerciale. E quindi una fermata della metropolitana sarà proprio lì, accanto la metro, accanto la ex Torre Tabita, e lì è prevista proprio nella riunione tecnica che abbiamo avuto al Ministero, scusatemi, è prevista lì un parcheggio scambiatore. Il parcheggio scambiatore noi già lo stiamo collegando con dei fondi del PNRR che prevedono la mobilità sostenibile, quindi ci sarà una circolare per tutto il distretto commerciale. Quindi ci sono delle navette anche. Bravo, assolutamente, quindi delle navette che con una linea circolare toccheranno le imprese del distretto commerciale. Questo già l'abbiamo condiviso in quella riunione e oggi appunto diventa sempre più realtà.
E poi aspettiamo il decreto di finanziamento ci da qui a breve mancherebbe, dalla certo. città metropolitana. E poi c'è una stazione E al poi ci centro sarà del la paese. stazione. Dove cade questa La stazione? stazione capiterà e cadrà proprio su Piazza Mazzini, che è una piazza storica per noi, è al centro città, ci saranno... Immagino praticamente i lavori che cosa comporteranno, Assolutamente, perché è una metropolitana che passa sotto a livello stradale. Sì, dico, allora abbiamo condiviso questa nostra preoccupazione, ma l'azienda ci ha rassicurato che intanto si lavorerà davvero tanti metri sottoterra e ridurranno al minimo il disagio per la viabilità. Certo, una farfalla prima di diventare tale passa da essere bruco, quindi il bruco poi diventa farfalla. Allora noi condivideremo chiaramente a progetto esecutivo concluso con i cittadini il percorso che vedrà porre in essere tutte le azioni anche di modifica del traffico veicolare, ma tutte le azioni del territorio, appunto condividendole con i cittadini, andando verso un'unica direzione, verso la proiezione di una città che guarda al futuro. Finalmente una città che guarda al futuro, e noi siamo orgogliosi di questo bel momento che ci ha dato la possibilità di non soltanto essere speranzosi, ma di raccontare una Sicilia che funziona, una Sicilia che dice sì all'infrastruttura, una Sicilia che dice sì al buon governo, e quindi in sinergia con tutte le istituzioni, la FCE, e ringrazio l'ingegnere Fiore, il direttore Mautone e anche l'ingegnere Di Giambattista, e certamente il governo nazionale, la figura dell'onorevole Ferrante. La sinergia tra le istituzioni, quando funziona, produce azioni positive e concrete per i territori, quindi nei territori e per i territori noi lavoriamo, considerato che la Sicilia è una terra meravigliosa e della Sicilia dobbiamo far parlare sempre bene di questa terra benedetta. E poi quando finiranno questi lavori una volta iniziati? Allora, dico, ho letto il contratto, sono previsti 3 anni. Noi siamo, voglio dire, seguiremo le procedure passo dopo passo, ma oddio, se non sono 3 anni, sono 3 anni e mezzo, non sarà quello il punto, sarà certamente un obiettivo che dobbiamo tutti quanti raggiungere e portando quindi i nostri figli con la metropolitana. Auspichiamo che quindi si sbloccherà anche la tratta che porterà verso l'aeroporto, quindi prendiamo la metropolitana a Mister Bianco e andiamo giù in aeroporto, e perché noi i nostri figli prenderanno l'aereo appunto attraverso questa bella infrastruttura che toccherà a Mister Bianco. Un'ultima osservazione, a Mister Bianco c'è un polo fieristico importante, l'arrivo della metropolitana consentirà un maggiore sviluppo proprio attorno a quell'area, perché dove arriverà la fermata, diciamo così, nella zona commerciale sarà proprio accanto al polo fieristico. Sì, devo dire che anche il polo fieristico è un elemento di riqualificazione dell'area che abbiamo poc'anzi descritto del nostro distretto commerciale. Anche quella è figlia di una interlocuzione pubblico-privato che ha prodotto una rigenerazione vera e propria della vecchia fabbrica dei Fratelli Costanzo, che oggi diventa un punto di riferimento per il Sud Italia. Chiaramente Sicilia Fiera è uno degli elementi di grande rilancio e di grande proiezione della città di Mister Bianco. È diventata già dal momento dell'apertura punto di riferimento di numerose fiere di altissimo profilo nazionale e internazionale. Noi siamo lì ovviamente a spalleggiare quelle che sono le iniziative, perché comunque sono iniziative che portano aggregazione, che portano un turismo fieristico e congressuale, ma portano certamente quello che dico, quel cambiamento, quell'inversione di tendenza in positivo delle nostre città. E quindi accogliamo ovviamente insieme al gruppo di Sicilia Fiere, ma certamente insieme a tutti gli imprenditori del distretto commerciale, con grande gioia e con grande entusiasmo questa firma, che certamente porterà un beneficio importante in tutta l'area metropolitana, toccando prevalentemente la città di Mister Bianco, per la quale siamo particolarmente orgogliosi ed onorati di rappresentarla. Grazie allora al sindaco di Mister Bianco Marco Corsaro. Grazie a voi. Buon lavoro, c'è tanto lavoro da fare nelle amministrazioni pubbliche, nei nostri, nelle amministrazioni dei paesi, ma anche delle città. Fra poco parleremo di un'altra amministrazione, quella di Catania. Ci sarà con noi l'assessore Viviana Lombardo, chiedo scusa, ma anche un altro ospite, Simone Di Stefano. Parleremo di un progetto per le imprese giovani a Catania. Grazie al sindaco di Mister Bianco Corsaro. Ci fermiamo, vi aspetto fra pochissimo.
Bentornati a Buongiorno Sicilia. E allora, come già annunciato, c'è con noi l'assessore Viviana Lombardo, buongiorno, che è l'assessore alle politiche giovanili e comuni di Catania, una delle tante deleghe per l'assessore Lombardo, e poi con noi c'è anche Simone Di Stefano, che è il coordinatore di NICT-NACT. Esatto. Ora cerchiamo di capire intanto cos'è NICT-NACT e ci risolviamo intanto questa questione. Okay. Cos'è NICT-NACT? Allora, NICT-NACT è il nostro Living Lab che si trova in piazza Matteotti a Catania, accanto alla questura di Via Manzoni. È uno spazio che è stato fortemente voluto da questa amministrazione, perché è un posto dove tutti i giovani possono incontrarsi e contaminarsi e soprattutto mettere in campo le idee. Perché non è vero che i nostri giovani sono tutti distratti, sono tutti svogliati. I nostri giovani hanno tante idee, hanno tanti sogni nel cassetto, e il nostro obiettivo, la nostra missione è quella di fare in modo che in qualche modo i ragazzi possano mettere in campo e quindi possano concretizzare questi sogni. E questo Living Lab nasce proprio per questo. E allora in questa direzione va proprio Volcanict, Esatto. che è stato, diciamo, già presentato, una sinergia che vede assieme al comune di Catania anche alcuni comuni pedemontani, Adrano, Paternò, Sant'Alfio, Zafferana Etnea, ma un po' tutti i comuni dell'area, diciamo, metropolitana di Catania. C'è anche l'Università degli Studi di Catania e poi ci sono chiaramente diverse associazioni giovanili coinvolte. Che cos'è Volcanict? Che cosa si propone di fare? Allora, Volcanict è un progetto dell'ANCI che finanzia la capacità di orientare i giovani verso l'imprenditoria giovanile. Si rivolge a giovani dai 18 ai 35 anni, però lo fa in maniera, diciamo, diversa, perché potenzia il nostro laboratorio. Cioè i giovani hanno bisogno di spazi e noi questi spazi a Catania li abbiamo. La sfida qual è? La sfida è di cercare di creare spazi dove i giovani possono mettere in campo le loro nuove abilità. Per questo nel nostro laboratorio, il nostro Living Lab, abbiamo stampanti 3D, una sala posa, robot, proprio perché queste sono le nuove abilità dei giovani. Cosa chiediamo a questi giovani col progetto Volcanict? Chiediamo di mettersi in campo, di essere visionari e immaginare come far crescere il loro territorio. Quindi idee. Che sono Call for idea, infatti. Servono le idee, perché sono importanti le idee. Perché nei comuni, perché vogliamo che questo progetto come quello di NICT-NACT contamini anche altri comuni. Infatti noi a questi comuni creeremo dei piccoli hub, dei piccoli punti dove loro possono usare occhiali 3D. Diciamo delle serie decentrate in piccolo di quello che fate voi qui a Catania. Sì, esattamente. Sì, continui. Quindi i giovani come vengono ingaggiati? I giovani hanno modo di interagire con i territori, perché non ci dobbiamo dimenticare, si può fare l'imprenditore, ma può essere anche un'azienda che lavora in outsourcing, fornendo e rinnovando quello che già c'è nel territorio. E dei servizi dei giovani ne abbiamo tutti bisogno, perché sono loro che controllano queste nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, la robotica. Quindi il futuro, ovviamente. Le start-up chiaramente sono una di queste realtà a cui voi vi rivolgete, ma questi giovani che hanno idee, che hanno voglia di scommettersi, hanno la possibilità, interfacciandosi con voi, di avere finanziamenti per realizzare le loro idee? In questo caso sì, cioè la novità è proprio questa. Di solito i nostri giovani, quando nel passato avevano delle idee brillanti, erano costretti ad andare fuori dal nostro territorio per poter mettere in pratica queste idee. Oggi invece vengono finanziati, quindi con questa call noi selezioniamo i migliori progetti e queste start-up potranno quindi ricevere un finanziamento, appunto grazie alle somme messe a disposizione dall'ANCI in collaborazione con il Dipartimento Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi le start-up saranno finanziate qui in loco, ecco, senza necessità di andare fuori. E quindi hanno già l'incubatore dove si può sviluppare? Hanno l'incubatore e hanno i fondi, non ci sono più scuse. Adesso bisogna metterci.
li possiamo aiutare proprio a costruire l'idea, per farla diventare da idea a progetto, da progetto a progetto di start-up, proprio un'impresa. Una volta realizzata la start-up, poi questa potrà camminare con le sue gambe. Potrà camminare, potrà avere a che fare col proprio territorio e farlo crescere. Questo un po' è l'obiettivo del progetto in generale. Mi permetto di aggiungere, l'obiettivo dell'amministrazione è quello non solo di evitare che sempre più giovani vadano dopo la laurea o dopo il diploma, decidano di andare a lavorare al nord Italia o addirittura anche all'estero, ma l'obiettivo addirittura è quello di fare rientrare qui nel nostro territorio dei giovani che invece sono stati costretti ad andare fuori e fare in modo che rientrando riportino qui le competenze che hanno acquisito fuori. Dopo purtroppo il periodo della pandemia ormai abbiamo imparato che si può lavorare anche a distanza, che esiste comunque il lavoro in smart working e da remoto, quindi il nostro obiettivo è quello di fare tornare i nostri ragazzi. È cambiato un po' il modo di vedere il lavoro. Allora, questo ricambio generazionale, perché si punta a fare un ricambio generazionale di fatto nell'imprenditoria, no? È giusto, ci sono le aziende tradizionali, oggi il modo di approcciarsi al mondo, diciamo, del lavoro, anche dell'economia, passa attraverso il digitale. Abbiamo detto prima che i ragazzi sono tutti protesi sui social e dai social prendono ispirazione, e poi c'è la digitalizzazione del mondo. La migliore opportunità è quella di avere questo laboratorio e come si fa a entrare in contatto con voi? Si fa attraverso le sedi periferiche che abbiamo detto nei comuni, o altrimenti ci sono degli incontri prefissati, oppure ci sono dei numeri, dei contatti, un sito web a cui ci si può rivolgere? Allora, la novità di questo progetto è che rispetto ad altre città italiane noi abbiamo scelto i giovani per tirare dentro altri giovani, e abbiamo coinvolto 5 associazioni giovanili. Quindi una sorta di passaparola. Sì, anche, no? Sono Actea, We Love UniCT, One Hour for Europe, Volcano Foltabine e Future Lab, che hanno creato l'organigramma, quindi c'è una struttura complessa divisa per chi si occupa del territorio, dove i giovani stanno risolvendo il problema, cioè il problema è come tirare dentro giovani che hanno idee, e allora loro fanno riunioni, cercano di creare. Ora per esempio abbiamo fatto partire l'help desk per chi vuole presentare le idee, e sono proprio loro la novità, perché se facciamo in modo che i giovani stessi vengano coinvolti, questo rappresenta qualcosa di assolutamente diverso da quello che si fa normalmente. Normalmente si rivolge a degli specialisti, e questo è difficile, è duro, però molte volte abbiamo bisogno di chi ci progetta un'idea, di chi magari ci mette su per un bando europeo qualcosa di cui non disponiamo le professionalità giuste. In questo modo forse il territorio si potrà arricchire anche di queste figure professionali nuove, perché si perdono dei finanziamenti, perché non c'è l'idea giusta, perché non c'è il progetto giusto. Diciamo, la città di Catania in questo modo cerca anche di sopperire. Di per sé l'Inctnact è un progetto aperto. Noi lo abbiamo costruito con l'assessore, con la parte politica che mi ha collaborato nel costruirlo, pensando che non è un progetto chiuso, è un progetto aperto. Proprio di recente, per esempio, il Rotary ha deciso di finanziare un corso per l'artigianato digitale, e il corso i destinatari sono stati dei ragazzi soggetti a misura. È stato un corso molto emozionante, perché questi ragazzi abituati a fare i soliti corsi, parrucchiere, eccetera, si sono ritrovati a fare qualcosa di assolutamente innovativo. Questo vuol dire per loro riscatto, ma noi ci rivolgiamo a tutto il territorio, e in questo senso ragioniamo con la logica dell'open innovation, cioè. E l'assessore Lombardo in questo senso, diciamo che punta sempre sui giovani, visto che insomma è anche assessore alle politiche giovanili, lavora tantissimo sui giovani. Ci sono tanti progetti dell'amministrazione. Sì, assolutamente. Anche quest'anno, come lo scorso anno, stiamo partecipando al bando sempre del Dipartimento per la città italiana dei giovani. Lo scorso anno, ricorderete, ci siamo classificati tra le prime 5 città italiane dei giovani. Considerato che appunto quest'anno, tra l'altro, l'Ateneo di Catania è stato premiato come Ateneo migliore d'Italia. Noi come amministrazione comunale abbiamo una grandissima sinergia con l'Università di Catania. Quest'anno vorremmo arrivare sempre tra i primi 5, anzi oserei dire, stiamo cercando un gradino stiamo cercando, quindi sì, sicuramente puntiamo tanto sui giovani. Allora, grazie all'assessore Viviana Lombardo.
che, come abbiamo detto, sui giovani ci lavora tanto e ci punta tantissimo. Grazie anche a Simone Di Stefano, che è coordinatore di NICTNACT. Abbiamo detto che cos'è questo NICTNACT, cosa sta facendo la città di Catania per i giovani, e il messaggio è rivolto proprio ai giovani stamattina. Se ci stanno ascoltando, approfittate di questa grande occasione che viene voi offerta per una start-up, per un'idea innovativa. Io adesso mi fermo, ma per pochissimo. Ci sono le pillole di Almanacco, e dopo, come ogni mattina, vedo già collegato sul manuale di servizio il nostro Marco Amato, ci dirà le stelle che cosa ci prospettano per questo mercoledì. Tutto questo fra pochissimo. L'11 dicembre di ogni anno si celebra la Giornata internazionale della montagna. Istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a partire dal 2003, il tema scelto per quest'anno è Mountain Solution for a Sustainable Future, quindi soluzioni per la montagna per un futuro sostenibile, evidenziando l'importanza della montagna per la salute del pianeta e per il benessere delle persone, e far conoscere la varietà delle culture di montagna. Si intendono dunque i territori montani come sistemi economici, sociali, culturali e identitari unici, ed il loro sviluppo sostenibile è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nell'attuazione dell'Agenda 2030. Ma le farfalle hanno memoria? In uno studio recente, alcuni ricercatori dell'Università di Bristol hanno indagato la capacità di apprendimento spaziale delle farfalle, quindi le hanno sottoposte a dei veri e propri labirinti sempre più complessi, in cui le farfalle dovevano trovare il cibo. Ed è quindi stata svelata la notevole abilità delle farfalle, in particolare le Heliconius, nell'immagazzinare informazioni spaziali su larga scala e ricordare la posizione specifica del loro pasto in un'ampia area. E allora, come anticipato, c'è Marco Amato, lo vedo già con la sua tazzina, pronto per il caffè. Eccola qua, questa tazzina che ha, diciamo, sono le figure geometriche, immagino, delle linee colorate, è particolare questa tazzina di stamattina. Per parlare di qualcosa di storico, parliamo di cinema stamattina, non di musica, almeno per il momento, perché parliamo di un film cult davvero per quelli che sono i cinepanettoni, no? Perché quello è stato poi il momento in cui c'è stata l'esplosione del film di Natale. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Ebbene sì, è proprio del cinepanettone per eccellenza che parliamo oggi, ovvero Vacanze di Natale 90, che torna di nuovo al cinema rimasterizzato in 4K. Grande attesa per questo evento che vedrà di nuovo riportare in auge una dei regali più divertenti della storia del cinema italiano, una tradizione assolutamente, ed eccoli qua in questa locandina i protagonisti Andrea Roncato, Diego Batantuono, Maria Grazia Cucinotta, Moira Orfei, insomma un cast assolutamente divertentissimo per dare luogo a quella comicità tipicamente italica anni 90 che adesso magari non si usa più, ma che ha fatto sognare assolutamente con la sua leggerezza e con le sue prese in giro per i behavior italiani assolutamente più topici e tipici. Ed ecco perché questo successo, perché è così amato. È un cinepanettone, quindi è sotto il segno del Sagittario. Il Sagittario è il segno zodiacale dell'istinto, è il terzo segno di fuoco, è il segno di Giove. Giove ha i significati di abbondanza, ma anche di leggerezza, sintesi e assolutamente di allegria, di positività, di fortunosità. Ed ecco un po' il clima scanzonato sia dell'idea sia del suo successo, appunto. Tutto quello che accade in Sagittario ha sempre una nota positiva e ridanciana, ed ecco, non possiamo che augurare assolutamente un successo al botteghino per questo remake, per questa tradizione che verrà assolutamente riportata alla fruizione del pubblico. In tutto ciò vi ricordo che i fratelli Vanzina, Carlo e Antonio, sono
sono pesci e ariete, il che significa, Carlo Vanzina non c'è più, la nota psicologia dei pesci è assolutamente la forza attrattiva dell'ariete. Un po' ultimamente abbiamo visto in TV anche il ricordo del fratello da parte dell'altro, è che questo nuovo remake nasca sotto i migliori auspici, questa rimasterizzazione per meglio dire. Il Sagittario, ricordo sempre, è il segno del sorriso e della positività. Oggi vi narro di una luna in Toro, una luna molto forte, potente assolutamente, e quindi mette in auge i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Il Toro in particolare prende delle nuove decisioni, si ammorbidisce un po', anche se le emozioni non saranno sempre semplici da controllare. La Vergine trova nell'amore finalmente una quadra ed è pronto di nuovo a partire, ad essere di nuovo positivista e a togliersi un po' quell'aria un po' troppo critica che in questi mesi è stata necessaria per fare fronte alle necessità lavorative e pratiche. Capricorno, una bella luna di trigono per voi, assolutamente vantaggiosa proprio perché parla di sentimento e di una ritrovata creatività, quindi adesso non state più a guardare ma agite. Se va bene terra va bene anche gli acqua, in particolare pesci e cancro, che si trovano in sestile rispetto alla posizione della luna, un po' meno a Scorpione perché oggi la luna è in opposizione, quindi gli scorpioni oggi sono un po' più emotivi, hanno la luna storta. I fuoco cosa fanno? Ariete, Leone e Sagittario. L'Ariete con questa luna parla di economia, mentre invece il Leone dovrà ripensare a qualcosa, a qualche strategia lavorativa. Il Sagittario, troppo distante in gradi questa luna, però vi farà riflettere molto sulle gioie del quotidiano e sulle vostre abitudini. Gemelli, Bilancia e Acquario, gli Aria per ultimi. I Gemelli con questa luna sono un po' più emotivi e pensierosi, l'intuizione oggi vi porta bene. Bilancia, anche per voi troppo distante in gradi questa luna, per cui preferirete assolutamente volgere lo sguardo da qualche altra parte ed essere un pochino più sprezzanti del caos oggi, che proprio non vi interessa, mentre invece l'Acquario è una luna di quadratura, quindi oggi potreste rivedere qualcosa che ha a che fare col passato. Siete il segno del futuro, vi scoccia a volte avere a che fare con le scartoffie, ma oggi sarà necessario. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Buongiorno Sicilia. Buona giornata anche a te Marco, a domani. Adesso torno da Lorena Dolci perché ci dà una chicca. Sì, concludiamo un po' in musica perché vi voglio fare leggere questa intervista che troviamo sulla Stampa al pianista, compositore, nonché premio Oscar per le musiche della Vita è bella, Nicola Piovani, e lui dice: la musica è pericolosa, è il titolo del suo libro, perché fa battere il cuore, ci avvicina agli altri come una lingua universale. E poi racconta delle sue battaglie, la battaglia persa contro la musica passiva, lei la detesta, chiede il giornalista, e la musica passiva è quella musica di sottofondo, è un fastidio che condividiamo in pochi e mi ci metto pure io, cioè quella che si sente nei ristoranti eccetera. E ne parlava con Francesco De Gregori, l'altro cantautore famosissimo, che come me ne soffre. Era stato in una farmacia e aveva sentito anche lì la musica di sottofondo, per questo avevano persino ipotizzato di fare insieme una manifestazione pubblica di protesta. E poi gli chiede il giornalista come andrebbe trattata la musica a scuola e lui: ho sempre detto e pensato che la scuola dovrebbe educare all'ascolto, non insegnare il famoso flauto, creare cittadini insomma educati al bello della musica. Grazie Lorena, e noi chiudiamo in musica come ogni mattina. Stamattina l'omaggio è diciamo d'obbligo per Gianni Morandi, i suoi 80 anni. 11 dicembre del 1944 nasceva per l'appunto Gianni Morandi, noi lo riascoltiamo con un successo dell'85 che è 1 su 1000. A tutti una buona giornata e Buongiorno Sicilia torna domani.